Il sesto raduno del battaglione Alpini Tolmezzo, che si è svolto a Venzone, ha ricordato quest'anno i 60 anni dell'intitolazione della caserma Manlio Ferruglio alla medaglia d'oro al valor militare caduto sul Monte Fontanella nel dicembre del 1917. Un fine settimana importante a Venzone grazie a questo sesto raduno dell'8° Reggimento Alpini Tolmezzo, un'occasione ancora una volta per mostrare alle comunità il grande valore che hanno le penne nere per noi. Un valore che trova linfa nella sua storia ma anche nella sua attualità e nel suo futuro, e a 60 anni dall'intitolazione della caserma Ferruglio siamo orgogliosi di essere qui, e questo è un motivo particolarmente giusto e utile per ringraziare tutte le penne nere. Dopo l'ammassamento e lo sfilamento da piazza Dogana Vecchia in via degli Alpini e l'omaggio al monumento dedicato al cantiere ANA numero 4 del sisma del 76, hanno avuto luogo l'alzabandiera e la deposizione della corona al monumento dei caduti. Di queste occasioni sono sempre più aperte all'attenzione delle giovani generazioni, che hanno non solo il dovere di custodire i valori del sacrificio, dell'impegno e della solidarietà, ma soprattutto di renderli sempre attuali nella vita di ogni giorno.